Nel Veneto dell'emergenza abitativa che genera sfratti e tensioni sociali si assiste al fenomeno paradossale dello spopolamento delle case. Addirittura una casa su 4 non è abitata e almeno 4.000 alloggi pubblici sono vuoti, abitazioni sfitte, immobili invenduti o non agibili. In regione ci sono 667.925 unità immobiliari che risultano non occupate in modo permanente. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 20 febbraio 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'emergenza abitativa in regione. In Veneto ci sono oltre 2,7 milioni di abitazioni di cui più di 2 milioni sono occupate e però quasi 668.000 sono non occupate invece. Lo dicono i dati Istat rielaborati da Openpolis. In particolare la città veneta che ha più case vuote è Belluno, sono 6.417 quelle non abitate, quasi il 28% del totale. Questo se si parla di comuni capoluogo. Ma guardando la top 15 dei comuni con la percentuale più alta di abitazioni non occupate, vediamo al primo posto Tonezza in provincia di Vicenza con addirittura l'89% di abitazioni non occupate. Seguono Ferrara di Montebaldo in provincia di Verona dove le case sfitte sono l'83% e poi Selva di Cadore, San Michele al Tagliamento, Laghi, Gallio, Gosaldo, Roana, Cibiana di Cadore, Vallada Gordina, Falcade, Caorle, Rocca Pietore, Enego e Lorenzago di Cadore. Tutti comuni dove oltre il 75% delle abitazioni non è occupate. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi che pubblicano delle tabelle appunto con i dati Istat rielaborati da Openpolis che descrivono la situazione in Veneto. La provincia con più case non occupate è Belluno, come abbiamo detto, il 50% delle abitazioni non sono occupate. La media in regione è del 25% di case sfitte, una su 4 abbiamo detto. Secondo il sindacato degli inquilini della CGIL, il Sunia, siamo di fronte a un vero e proprio allarme. A spiegare le conseguenze dello spopolamento residenziale e di pari passo la fame di alloggi è Emilio Viafora, neoeletto segretario del Sunia Veneto. Lo fa nell'articolo di Elvira Scigliano sulle pagine appunto del gruppo Gedi e dice Viafora: la presenza o meno di case abitate su un territorio può essere legato a quanto quella determinata area risenta di periodi di crisi economica, dell'eccessiva lontananza da zone con servizi più capillari ed efficienti, ma anche dal calo demografico che si sta registrando. Il tema delle case sfitte non è soltanto una sfaccettatura dello spopolamento, ma anche dei risvolti ambientali come l'eccessivo consumo di suolo, e il Veneto è la prima regione in Italia per consumo di suolo, e incide anche su dinamiche sociali come l'emergenza abitativa. Quindi pesano denatalità e spopolamento e l'assenza di servizi, ma intanto cresce il consumo di suolo. Allo stesso tempo le istituzioni pubbliche vendono il loro patrimonio aggravando la crisi abitativa. Sono almeno 4.000 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non assegnati e non agibili, nonostante le liste di attesa molto lunghe e tanti cittadini che ne hanno diritto che non ricevono risposta dalle istituzioni. Non ci sono finanziamenti e non si costruisce, al contrario il patrimonio viene alienato. Una volta venduto avremo ancora meno case e il 110% è stato usato pochissimo. Insomma, esiste questo paradosso per cui ci sono tanti alloggi sfitti, ma l'edilizia residenziale pubblica è invece in contrazione e al tempo stesso esiste e si aggrava un'emergenza abitativa.
Il governo cosa fa? Va indietro, secondo il segretario del Sunia, nell'ultima legge di bilancio ha cancellato le risorse destinate negli anni passati agli affittuari in grave stato di disagio economico e ai morosi incolpevoli. Una scelta che non tiene conto del numero sempre più alto di persone che non sanno come arrivare a fine mese per i grandi rincari. Se a tutto questo si somma lo sblocco degli sfratti, si comprende quanto drammatica rischi di diventare la condizione delle fasce più disagiate, come lavoratori precari e giovani coppie con un'occupazione mal retribuita. Il combinato tra emergenza salariale, precarizzazione del lavoro ed emergenza abitativa rischia di innescare una vera e propria bomba sociale e di provocare una profonda lacerazione del tessuto vivo della società veneta. Secondo Viafora è indispensabile far pressione sul governo, parlamentari, giunta regionale e ANCI Veneto devono esercitare una forte pressione sul governo e sul ministro delle infrastrutture affinché diano risposta immediata alle tante persone che rischiano di trovarsi per strada. Alla Regione inoltre che chiediamo di aprire un confronto congiunto con i sindacati confederali, i sindacati degli inquilini e le associazioni dei proprietari per mettere in campo tutte le misure possibili per affrontare l'emergenza abitativa in Veneto. Questa la richiesta dei rappresentanti degli inquilini. Insomma, il paradosso dell'emergenza abitativa in una regione dove una casa su 4 non è abitata. E noi ora proseguiamo con la rassegna stampa con una notizia invece che troviamo sul Gazzettino di oggi, che dedica un'intera pagina alla natura in tilt. Questo il titolo. Si parla di siccità, si parla di pioggia che non arriva, non piove dal 25 gennaio, le temperature sono più alte della media e nelle città c'è l'allerta smog. È allarme anche per le coltivazioni di riso e mais. A Venezia canali secchi e aria appestata, nei campi i ciliegi già in fiore e c'è paura per le semine. L'appello degli agricoltori: serve acqua. L'assessore veneto al turismo Federico Caner chiede al governo 100 milioni di euro per realizzare bacini e vasche per trattenere appunto l'acqua. Non piove dal 25 gennaio, scrive Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi, e si sente, l'aria è appestata. A Venezia le polveri sottili hanno fatto scattare il livello massimo di allerta. Da giorni è codice rosso, significa che anche i diesel Euro 5 ad uso commerciale la mattina devono restare fermi. Fa impressione in centro storico vedere i canali in secca. La città dei Dogi che emergeva dall'acqua ora è sul fango e c'è la foto sul Gazzettino appunto di un canale in secca con una gondola che cerca appunto di farsi strada in questa acqua, poca acqua melmosa. Il tema appunto è quello della siccità, ma anche di un inquinamento atmosferico che ha raggiunto, ormai superato livelli di soglia. Ampie aree del territorio veneto registrano sforamenti per quanto riguarda le polveri sottili da più di 10 giorni, quindi entrano nel livello 2 di allerta, l'allerta rossa. Ricordo che per quanto riguarda le PM10 i limiti di legge prevedono un numero massimo di 35 giorni l'anno di sforamenti. Ecco, al 20 di febbraio molti comuni del Veneto hanno già accumulato 10 giorni consecutivi di sforamento nell'ultimo periodo, ma appunto soltanto negli ultimi 10 giorni di fila, e questo li colloca in allerta rossa. Dei canali in secca a Venezia in ogni caso si sono sicuramente accorti i turisti, che in questo fine settimana hanno letteralmente preso d'assalto la città per il carnevale. Torniamo sui quotidiani del gruppo Gedi, dove leggiamo un articolo di Manuela Pivato: assalto al carnevale in 85.000 a Venezia per l'ultima domenica appunto di carnevale. 85.000 visitatori in un solo giorno che hanno preso il treno o la macchina, hanno fatto la coda agli imbarcaderi, la fila ai bagni pubblici, fuori dal bar, davanti ai banchetti del souvenir, nelle calli, per portarsi a casa uno spicchio di festa, fosse solo la neve di coriandoli sul cappotto, qui scrive
spivato sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. C'erano la Pellegrini e Zucchero al ballo del Doge, la città organizzata per ricevere appunto questa mole impressionante di persone. Ricordiamo, Venezia nel centro storico conta meno di 50.000 abitanti ad oggi, e quindi in una sola giornata 85.000 visitatori, che vanno poi a sommarsi ai lavoratori pendolari e giornalieri che da fuori centro storico ogni giorno si recano in isola. Insomma, una città che alla mattina si sveglia con meno di 50.000 abitanti e durante il giorno cresce fino a raggiungere probabilmente una quota superiore al triplo, quindi sensi unici, code ovunque anche per le frittelle. La manifestazione, quindi il carnevale, complessivamente si avvia a superare il 500.000 di presenze in appunto pochi giorni. Voltiamo pagina, la politica e la polemica. Il caso Meloni a testa in giù in libreria, secondo l'assessora regionale Elena Donazzan è inaccettabile. In un video le copertine disposte sottosopra, è un significato chiaro e terribile secondo Elena Donazzan. La libreria coinvolta, che è una libreria Giunti di Padova in Piazza dei Signori, replica nessuna intenzione né messaggi politici dietro ai fatti. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, dove si parla anche di precedenti alla Feltrinelli, quando nel 2021 un docente di Ca' Foscari aveva pubblicato su Facebook la foto del libro di Meloni capovolto alla Feltrinelli. Ecco l'esempio di una delle tanti menti che insegnano il rispetto e la libertà di pensiero, aveva commentato la leader di Fratelli d'Italia. A Padova invece un altro precedente, Giorgia Meloni era finita per la prima volta a testa in giù a metà settembre, a ridosso delle elezioni politiche. In quell'occasione qualcuno aveva staccato un cartellone elettorale in via Sarpi a Padova per ricollocarlo appunto rovesciato a testa in giù. La notizia comunque anche sul Gazzettino di oggi, i libri della Premier a testa in giù. L'assessore Donazzan parla di un atto discriminatorio. La replica della libreria Giunti, che sostiene si stia montando un caso sul nulla, sarà stato un cliente, fanno sapere, siamo desolati, ma appunto non è comunque una cosa fatta con intenzione. Magari un cliente ha preso i libri da capovolti, oppure si trovavano in quel modo, come capita con tanti volumi presenti negli scaffali che vengono impilati, ma non c'è nessuna intenzione politica. Basterebbe vedere che sono tanti i volumi capovolti. Questo ha spiegato Giunti, la libreria appunto in Piazza dei Signori a Padova. Questa la polemica del fine settimana da parte dell'assessora regionale all'istruzione Elena Donazzan. Chiudiamo con una notizia infine che troviamo ancora sulle pagine del Gazzettino di oggi. Gli Stati Uniti ci copiano il Mose, a Houston sarà pronto in 3 anni. Questo il titolo. Lanciato il bando per proteggere la città dagli uragani, stanziati 43,5 miliardi di euro per un sistema di dighe mobili. L'ingegner Ciarla, dopo Venezia, ora punta sul Texas. Katrina ha lasciato il segno, ora servono opere di difesa, dice. Il prototipo sul Golfo del Messico verrebbe poi replicato in altre metropoli americane a rischio come New York, Boston e San Francisco. Insomma, si tratta di un sistema di dighe mobili a scomparsa simile al Mose, che appunto dovrebbe servire a proteggere la città di Houston in Texas. Verrà lanciato questo bando di progettazione per questo sistema che, almeno stando a quel che si legge sul Gazzettino, ha molte similitudini con quello attualmente in funzione, seppure ancora in via sperimentale, a Venezia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.